Sofia Elena e papà Albino. La famiglia adesso ripensa insieme. Una storia d'amore infinito, quello di un genitore per i propri figli, quello di una figlia per il proprio genitore, quella che arriva da Cadoneghe. Il 5 agosto la comunità si è stretta alla famiglia Spolaore per la morte di Sofia Elena. Aveva solo 36 anni, gestiva con il fratello un noto locale pubblico. Da anni combatteva con una malattia che una settimana fa, mentre era ricoverata nella terapia intensiva dell'ospedale di Padova, l'ha portata via all'affetto della famiglia e degli amici. Anche papà Albino stava male da circa un anno, ma lottatore come la figlia aveva continuato a starle vicino, a soffrire con lei, a ricoprire il ruolo tanto amato di segretario della FC Vigontina San Paolo, che l'ha voluto omaggiare con uno splendido ricordo a ringraziamento della dedizione offerta in particolare al settore giovanile della società. Albino si è spento poche ore prima del funerale della figlia, mercoledì 11 agosto, quasi a raggiungerla per poter compiere insieme, abbracciati, l'ultimo viaggio. E infatti la notizia della sua morte si è diffusa proprio durante la celebrazione del funerale della donna nella chiesa di San Bonaventura a Cadoneghe, la stessa chiesa che venerdì prossimo alle 9:30 ritroverà accanto alla moglie, ai due figli rimasti, alla famiglia Spolaore, una comunità addolorata pronta a salutare con affetto ed emozione, nel ricordo di Sofia Elena, anche papà Albino.